ennesimo colpo ai danni di ignari passanti con al polso i Rolex. La segnalazione è arrivata sulla pagina Facebook Gli Amici di Rete Veneta Vicenza, dove un utente ha denunciato un altro caso di abbraccio con l'intento di rubare bracciali, anelli o orologi di valore. 2 casi in pochi giorni registrati in diverse città del Veneto. La tecnica è sempre la stessa, quella usata dai malviventi. Con la scusa di un'informazione ringraziano con un abbraccio o avvicinandosi in maniera amichevole facendo finta di conoscerti, ed è accaduto a Vicenza. Con la scusa di un'informazione stradale ad un 50enne hanno portato via un Rolex dal valore di 7.000 euro. Il furto è accaduto in Contrabbarche in prossimità di Piazza Matteotti. Al malcapitato non è rimasto altro che denunciare l'episodio alle forze dell'ordine. Sale così a 2 in appena 4 giorni il numero di orologi sottratti dalla banda dell'abbraccio per un valore di circa 12.000 euro.